Riapre finalmente ad Agrigento il parcheggio pluripiano di via Empedocle e piazza Sinatra, così come riportato nella determina dirigenziale 325 del 28 dicembre, dopo aver certamente avuto le autorizzazioni sulla sicurezza di cui era sfornito. A comunicarlo attraverso un comunicato stampa il vicepresidente del Codacons Giuseppe Di Rosa, che afferma: sembrerebbe passare come una notizia non notizia, ma finalmente, così come riportato nella determina dirigenziale del 28 dicembre, la messa in sicurezza e ottenute le autorizzazioni di cui era sfornito, ecco la riapertura del parcheggio pluripiano di via Empedocle Pietro Nenni. Le attività di ricezione turistica della zona quindi torneranno a respirare. Adesso sarebbe necessario, come in tutte le attività pubbliche, che le certificazioni ottenute e rilasciate dalle autorità preposte al rilascio delle certificazioni per la sicurezza dei locali pubblici, così come previsto dalla legge, vengono esposte al pubblico. Felici per la riapertura, afferma Giuseppe Di Rosa. Rimarremo vigili ed attenti nell'interesse dei consumatori e fiduciosi in una gestione attenta e puntuale. Ricordiamo che il parcheggio pluripiano di piazza Sinatra era stato chiuso lo scorso mese di settembre, dopo l'incendio avvenuto che ha distrutto un'autovettura di proprietà comunale al piano terra dello stesso. Il 2 settembre, quindi su indicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, viene chiuso, in quanto erano stati riscontrati dei danni agli impianti elettrici e all'uopo, alla videosorveglianza. Erano state quindi tolte anche le auto comunali e inibito l'accesso al pubblico.